E se l'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato nascondesse il boccone avvelenato per il Carroccio Veneto? Un modo per bloccare la corsa solitaria che tanti esponenti leghisti avevano paventato senza paura soltanto poco tempo fa. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Così almeno devono aver inteso i vertici di Patto per il Nord, il movimento politico nato in Lombardia nell'ottobre scorso, subito dopo Pontida, come risposta al dominio salviniano. Gli ex leghisti arrabbiati come Roberto Castelli, Mario Borghezio, Paolo Grimoldi, i bossiani storici contro il partito diventato troppo nazionale sotto la guida dell'attuale vice premier. E che in una nota attaccano. Se la repentina apertura al terzo mandato da parte di partiti che finora si erano detti perentoriamente contrari è fatta apposta per scongiurare una corsa autonoma della Liga Veneta in Veneto, allora non sarebbe il riconoscimento dell'autonomia territoriale, ma al contrario una manifestazione di paura verso l'autonomia. Insomma, lo spiraglio nasconderebbe un modo per stoppare la linfa vitale del federalismo. Infatti, prosegue Patto per il Nord, un'eventuale corsa della Liga, in solitaria o insieme ad altri movimenti radicati localmente, non lascerebbe alcuna possibilità di vittoria ai partiti nazionali, sia di centrodestra che di centrosinistra. Le riforme vanno fatte nell'interesse dei cittadini, non per paura del loro voto. Insomma, una lettura diversa per quello che già si profila come un tormentone estivo, o almeno di inizio estate, la modifica della norma per sbloccare il terzo mandato. Da par suo Zaia si dice in attesa, ma è uno spettatore sornione. Difficile pensare che una partita così cruciale per il suo futuro lo interessi poco. Immagino che il provvedimento si possa portare in Parlamento, però poi dovrà essere la maggioranza a decidere se farlo oppure no. Per sbloccare l'impasse si parla di un articolo ad hoc in una legge cosiddetta omnibus che contenga in sé altre materie, un blitz estivo, insomma, allo scopo di evitare un testo legislativo autonomo. Anche perché, nel frattempo, l'attesa costringe la Lega e il centrodestra a iniziare la campagna elettorale senza un candidato ufficiale. E allora, per non perdere altro tempo, dal 16 giugno via alle autocandidature del Carroccio per il Consiglio regionale, nomi da scremare poi per le liste finali. Secondo il governatore, sospeso nel limbo, un sistema che non riguarda certo soltanto l'universo leghista. Immagino che tutti i partiti stiano organizzando, si stiano organizzando per l'elezione, visto e considerato che comunque si andrà a votare alla volta in autunno. Adesso vedremo quando si andrà a votare, perché la legislatura è finita, finisce con l'autunno. La data ultima sarà il 23 novembre e quindi trovo logico che un po' tutti i partiti si organizzino.